Stanotte, alle 1:40, l'incontro del secolo. Il campione dei massimi, John Heltrix, contro lo sfidante Abrams. Alle 1:40, l'incontro... Scusami, niente 1:40. Potete vederlo quando volete. Prima lo registrate con questa meraviglia CGE. Basta schiacciare qui e qui. Stanotte, alle 1:40, l'incontro del secolo. Il campione dei massimi, John Heltrix, contro lo sfidante CGE. Abrams. Videoregistrazione CGE. Nei negozi che espongono questo marchio. Playtime. Ebbene sì, ragazzi, successo strepitoso, hanno telefonato anche dal palazzo di fronte, hanno detto bravissimi. Qui si deve ridere! Dunque, per la serie incredibile Playtime parleremo di un argomento che vi interessa anche chi ci segue. Spero ci siate perché non si sa mai. Le discoteche. Vi interessano? Che ci mancherebbe. C'è uno che fa, no, cosa mi interessa. Dunque io in discoteca ci lavoro, voi ci andate per divertimento, appunto per la serie Playtime parleremo del divertimento in discoteca, io ci vado per lavoro. Sono stato in tutte le discoteche d'Italia, quasi tutte. Sono stato persino nella più bella discoteca d'Italia. Non vi dico il nome perché sennò mi denunciano. La più bella discoteca, il proprietario, sono arrivato lì e mi fa, ma lei è Grillo? Ho detto sì. Erano anni che l'aspettavamo. Pensavo 11 mesi e mezzo. Invece, ma lei è nella miglior discoteca d'Italia. Qui viene la miglior crema d'Italia. Vengono da Bologna, Firenze, Milano, Napoli. Qui c'è la miglior gente d'Italia, signor Grillo. Vedrà che gente ci sarà. Vedrà come si troverà bene nella mia discoteca, signor Grillo. Vedrà come si troverà bene. Vedrà, si era anche inceppato. Vedrà, cosa gli dice a uno che gli fa... Vedrà, aspetta! Allora io non sapevo cosa fare, lui che continuava... Vedrà che discoteca. Io ho detto, meno male, perché erano anni che cercavo una discoteca. Ci siamo guardati intorno, sai? Mi dia quella farfalla che è la mia. No, è la mia. Si tocchi la sua flebo. Quelle cose lì. Sono cose pazzesche. E io ho visto che in discoteca vedi già ragazzi di 14-15 anni con whisky appoggiati al banco così, con l'espressione come dire, ho già visto tutto, ho anche visto Peter Tosh dal vivo, potrei anche morire. Che se magari vai lì e gli dici a questo qua, ciao, come va? Ti abbraccia e ti dice, erano anni che volevo parlare con qualcuno, perché ho visto che c'è un po' di solitudine. E chi è che fa il boss della discoteca? È il DJ. Il famoso, il disc jockey, giusto? Il DJ, quello che dice adesso vi metto un disco degli Emerson Lake Palmer che proveniva dal gruppo dei Blood Sweat Disc, che veniva dai Black Cat Joe, che veniva dal manicomio, che non ce la facevamo più. E mettono questi long play perché il disc jockey, uno se ha 20 anni va bene, ma se ne ha 30 ci sono già dei problemi, perché la carriera di un disc jockey qual è? Arrivato all'apice diventi come Enzo Arbore. Meditate gente, meditate, che è terribile, E allora iniziano i balli, allora vedi le ragazze trappola in discoteca. Quelle sedute, parte la musica, vedi che da sedute fanno. Arrivi lì, balli? No. Sono quelle trappole. E i balli. Io sono sconcertato perché io ero rimasto ai balli di quando avevo 20 anni. Ora non voglio fare il moralista nel vecchio, ma si ballava. Io 10 anni fa nelle discoteche si ballava, non so, quel ballo così. C'era... Poi c'era quello più che la banana, sbucciavi la banana, tiravi il laccio, però c'era una conseguenza, c'era un discorso così, un gioco fatto con una ragazza. Adesso vedi gente ballare che dopo un po' si accorge e fa, ma dove è andata la ragazza? E c'è uno davanti, lei mica vista, anche la mia, e balli con un estraneo. E invece una volta c'era il gioco di ballare, ci si andava in discoteca prima, la prima ragione era fare un po' il tacchino, anche adesso, però una volta c'era lento, oggi non mettono più lenti. C'è stato in una discoteca vicino a Sesto San Giovanni che un disjockey ha messo un lento, è arrivata la polizia e l'ha arrestato. E ti dico, adesso, una volta invece c'erano i balli lenti, entrava il tacchino, vedevi che cominciava a girare, proprio puntava, no? Balli? E lì c'era un gioco di gesti. Lui che faceva così nella schiena a lei allora
rispondeva di qua. Arrivata al guancia a guancia, che era il massimo, delle lotte pazzesche, arrivare al guancia a guancia, c'era quello linguettina nel padiglione auricolare. Ho visto uscire donne con delle orecchie così dalle discoteche. E c'erano le posizioni, ma no! C'erano le posizioni! Allora la donna ti metteva il braccio qua perché se tu più stringevi più ti garrottavi. C'era, e ancora oggi ho visto che la posizione nel lento qual è? Lei, la ragazza si mette così e lui cose da pazzi, cose da pazzi. E provate, voi frequentate discoteche, provate ad andare a far pipì, scusate se mi prego, in una discoteca. Innanzitutto non esiste più una discoteca in Europa che abbia la chiave per chiudersi dentro nelle toilette. Non c'è serratura. Ora può succedere, può anche succedere così, utopisticamente, che uno in toilette ci vada così, non si senta bene, non lo so, ci vada anche per fare una volta una pipì così da 1000 lire. Non ti puoi chiudere dentro. Allora cosa fai? Come fai? Ti tocca col piede tenere la porta e devi averci anche una mira pazzesca. Che se poi la tua necessità, invece di essere da 1000 lire sulle 3500, sei rovinato perché da seduto non ce la fai più a tenere. Non ci arrivi, allora ti tocca far finta che ci sei e devi far sentire la voce. Sono qui, è occupato delle cose. È finita, è finita. È finita la lezione, ragazzi. La massima di questa settimana è: quando non c'è gatto zero, i sorcini ballano. È passato il tempo delle sveglie che fanno tic-tac. Silent Time Brown si fa sentire soltanto quando serve. Silent Time Brown. Né tic, né tac.